arriverà. Guardate che bella nave. Io non so quanto costa allora questa nave, però è una bella nave da guerra, bella. Queste navi partono oramai quotidianamente dai nostri porti, arrivano al confine con le acque libiche, caricano la nave delle persone che arrivano, le quali ringraziano, e vengono sbarcate in Italia. Queste sono le foto che ci sono arrivate questa mattina direttamente da Augusta, dove sono sbarcate da quella nave da guerra 1070 persone. Nel pomeriggio ne sono arrivate altre 2000. Dove le metteranno non lo so, sinceramente, ma continuo a pensare che veramente questo paese, continuando così, altro che rivoluzione, altro che indipendenza, altro che chiusura di Camera, Senato, Regioni, zero, a casa tutti, senza se e senza ma, a casa tutti, una cosa vergognosa. Prendono queste persone e le portano in questo paese. No, poi queste persone scappano perché devono andare in altri paesi, negli altri paesi non li vogliono, e queste persone che magari arrivano con tanta voglia di lavorare, magari anche a lavare, no, si ritrovano per le strade a spacciare per vivere. Ma voi avete la coscienza pulita, malnati, la coscienza pulita perché siete andati a prenderli, no? Io sinceramente mi vergogno anche a vedere queste scene. Raffaele Padrone, lei è il segretario dell'UGL, sicurezza, polizia, immagino che i suoi colleghi dicano quello che sta accadendo veramente. Sì, più che altro sono disperati. E questo è grave, perché oltre a tutte le spese, no? Allora, oltre ai 56 milioni di euro messi a disposizione dell'Europa per la polizia, per Mare Nostrum, per intervenire in queste cose, in questa situazione che mai non è più un'emergenza, è un grave problema, non è più un'emergenza. Oltre 156 milioni di euro messi a disposizione per questa operazione, non è più un'emergenza. Il problema, l'emergenza è che a oggi siamo già a 25.000 e non è passato 4 mesi dall'inizio anno e siamo già a oltre 25.000 profughi che sono arrivati. L'anno scorso abbiamo superato di poco i 43.000. Ho ascoltato una dichiarazione di alcune organizzazioni, alcune ONG che accolgono queste persone. Sino a ieri erano arrivate le persone, sì, che l'anno scorso erano arrivate a tutto settembre 2013. Perché erano 13.000, direttore, nel 2013. Oggi poi siamo arrivati l'anno scorso appunto a 43.000, quest'anno siamo già a 25.000 e siamo a fine aprile. Bene. Il problema è che questi signori, lei l'ha ricordato prima, non vogliono rimanere in Italia, ma il bello è che noi della polizia sulle navi, non abbiamo diciamo, la polizia scientifica che sta lì ad identificarli, ma non abbiamo l'obbligo di identificarli se questi non vogliono farsi identificare, e loro lo sanno benissimo perché vogliono arrivare, mettere i piedi per terra e scappare. Questo è il grave problema. Arrivano nei paesi del nord che li mandano via. Siccome c'è questo accordo di Dublino del 2003 che dice che il primo paese che li ha ospitati, li ha identificati, se li deve tenere, se li deve guardare, e guarda caso le navi dalla Libia non vanno verso il nord, ma arrivano in Sicilia, arrivano in Italia. Questo è il grave problema. Grazie Raffaele Padrone. È un grave problema che abbiamo dei politici inetti, questo è il grave problema, che pensano solo, no, Italicum, qua il Senato de là, il 2% in più, e il sondaggio e via discorrendo, ma dei cittadini se ne fottono, ma proprio in modo chiaro, disteso e lungo, nessuno escluso. Allora,